Buona giornata, bentrovati, eccoci al nostro ultimo appuntamento settimanale per quanto riguarda lo spazio dedicato al mondo dello sport e allora ci avviciniamo ad un altro weekend che sarà ricco di avvenimenti sportivi che seguiremo per voi attraverso la nostra web tv www.venetoglobe.com. L'appuntamento con i nostri servizi, i nostri reportage, le nostre chiacchiere saranno tutti trovabili poi in modalità on demand su www.venetoglobe.com, i nostri canali Facebook e YouTube. Per quanto concerne invece il digitale terrestre, siamo in onda ogni sera 19:40 sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo ad iniziare con la MotoGP, perché ritorna il MotoGP con la gara di San Marino. Si corre infatti sul Misano World Circuit dedicato a Marco Simoncelli. Mondiale femminile Under 18 con le Panterine, 3 tra l'altro all'interno di questo gruppo, e sono Frosini, Marconato e Domo Rui che si stanno comportando ottimamente. C'è stato il quarto successo consecutivo nel Mondiale in Egitto contro Perù, ieri sera un altro 3-0 ed ora semifinali contro la Cina sempre in serata. L'Europa del volley maschile, 24 squadre partecipanti, si giocherà in 4 paesi diversi. L'Italia è a Montpellier, ha già giocato la prima gara, ha battuto il Portogallo per 3-0 e questa sera si ritorna in campo affrontando la Grecia. Arriviamo alla pagina del calcio. La Serie A è pronta a riprendere dopo la pausa dedicata alle nazionali. Sabato 14, domani Fiorentina-Juventus, Napoli-Sampdoria. Tra l'altro ieri avevamo detto che c'era questa polemica sugli spogliatoi dove si stava ancora lavorando, toccava sistemare gli spogliatoi agli organizzatori delle Universiadi. De Laurentiis quest'oggi ha polemizzato dicendo io ci sono voluti 3 mesi, io lo facevo in 4 o 5 giorni. Comunque l'importante è che gli spogliatoi del San Paolo siano tornati ok e quindi tutto normale. Napoli-Sampdoria e poi in serata l'ultima gara dell'anticipo Inter-Udinese. Anche la Serie B è pronta a ritornare in campo dopo la sosta della nazionale. Per quanto riguarda le Venete c'è un anticipo questa sera alla Dacia Arena di Udine, scende il Pordenone che gioca, come lo saprete, a Udine, Pordenone che affronterà lo Spezia. Domani invece Cittadella-Trapani con l'imperativo per la squadra di Venturato di raccogliere punti e di muovere la propria classifica fino adesso grama di punti, e Venezia-Chievo è il derby tutto veneto che merita chiaramente attenzione. Andiamo in Serie C perché il girone B ha le gare che così sono interessanti per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia: San Benedettese Arzignano, Cesena Triestina, Feralpi Salò Virtus Verona, Vicenza Rimini e poi la partitissima Padova Carpi, perché il Padova sembra aver preso un leggero vantaggio, la prima fuga tentata dagli uomini appunto di Padova. In Serie D, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, si torna alla domenica normalmente con Montebelluna Cartigliano per quanto riguarda la Trevigiana in questo girone e in questa Serie D. Poi abbiamo Feltre Adriese, Delta Porto Tolle Belluno, Este Campodarsego, Mestre Legnago, dove poi ci ritorniamo, Tamai Luparense. Questa è l'ultima gara che può interessare le nostre zone, le nostre province. Andiamo a Mestre per sentire Bomber Rivi, è stato lui a segnare i 2 gol che hanno così movimentato la partita di domenica. Sentiamolo. Ci stiamo abituando a dei finali abbastanza tirati, tu non perdi mai occasione, insomma anche oggi una doppietta. Che partita è stata? È stata una partita stranissima. Noi stavamo bene per il fatto anche che, come dici te, in finale succede sempre qualcosa, per il fatto che lavoriamo bene in settimana e facendo le corse giuste arrivi anche l'ultimo 24 d'ora che stai bene, quindi riesci a esprimere ancora meglio forse il tuo calcio e le altre squadre vanno invece a calare, come è successo questa partita. Peccato aver preso il gol alla fine, che secondo me la ribaltavamo, secondo me sono 2 punti persi onestamente, però ce li prendiamo e continuiamo a fare sempre meglio. C'è la sensazione che al di là del
di dover limare forse qualche disattenzione di troppo, comunque manchi ancora forse quella cattiveria per poter riuscire a chiudere il risultato prima. Sì, sicuramente hai ragione, perché forse ci manca quella malizia che in questa categoria penso sia fondamentale, però comunque sia, c'è da dire, comunque siamo una squadra giovane e dobbiamo imparare in fretta da queste piccole cose che ci mancano. Ripeto, solo durante l'allenamento dar qualcosa in più, metti anche alla seduta pomeridiana, riusciremo a intraprendere anche questa via, insomma. La tua intesa con il reparto, gli altri tuoi compagni di reparto offensivo sta progredendo? Sì, diciamo di sì, che sono contento che comunque sia Max che Carlo, a parte essere dei ragazzi fantastici, sono anche dei giocatori validissimi. Ripeto, comunque sia difficile anche per me dello stato appena sono arrivato qui, perché comunque sia un meccanismo di gioco che non fanno tutti, però appena comunque creiamo tanto, quindi vuol dire che davanti riusciamo anche a girare bene. Bene, eccoci a rientrare. Oltre che la Serie D ci sono altri campionati che seguiremo. Quello di riferimento per noi è il campionato di eccellenza, che seguiremo con interviste e soprattutto telecronache per tutta la stagione. La seconda giornata del girone B di eccellenza fa registrare questo tabellino: Calvino Vittorio Veneto, Eclisse Careni Pivigina San Giorgio Sedico, sarà la gara che seguiremo con le nostre telecamere. Liventina Montello, Portogruaro Union QDP, Porto Mansuè Lia Piave, con il Porto Mansuè che ha accasato altri due giocatori, Cazzaro e Meite, per la pattuglia di Stefano Andretta. Si fa sempre più interessante questo campionato e soprattutto questa squadra che sta sbaragliando a suon di gol. Real Martellago Istrana, Robeganese Union Pro e San Donà Spinea. Questa è l'ultima gara per un'altra grande, il San Donà. In promozione, anche qui siamo alla seconda giornata, girone D, Tre Baseleghe Marcon, Caorle Fontanelle, Fossalta Piave Conegliano, Lovis Spresiano Vedelago, Opitergina Noventa, Ponzano Godega, poi abbiamo Villorba Cavarzano e abbiamo lasciato per ultimo il Treviso Academy, che gioca contro il Vazzola. Non gioca al Tenni, perché al Tenni si ritornerà il 29 prossimo, ma si gioca a Quinto di Treviso, e tra l'altro in anticipo domani pomeriggio, sabato alle ore 16. È un po' la vendetta, chiamiamola così, tra virgolette, del Treviso Academy contro il Vazzola, che in Coppa lo ha battuto per 2-0. E a proposito di Coppa, prima Coppa assegnata ieri sera, ed è stata la Supercoppa di terza categoria. Il Porcellengo ha battuto ai calci di rigore il Sanfior. Lasciamo la lunga parentesi di calcio e passiamo alla basket, con la TVB De Longhi che si sta preparando per il torneo di Jesolo. C'è questo torneo di Jesolo molto interessante, con una prima gara questa sera contro la Virtus Bologna, mentre domani, a seconda di vittoria o sconfitta della formazione trevigiana, potrebbe affrontare o Trento o Reyer, a seconda anche loro di sconfitta o vittoria tra le due. Il campionato, lo ricordo, prenderà il via il 25 settembre. Per quanto riguarda invece il campionato di volley femminile di Serie A1, tutti attendono l'esordio stagionale dell'Imoco al Palaverde il 13 ottobre, ma ci vorrà ancora un pochino di tempo. Intanto ieri sera si è saputo che la Supercoppa tra Imoco Volley Conegliano ed Igor Gorgonzola si giocherà sul Neutro di Milano il 16 di novembre. Sui social è impazzita subito, o impazzata, come preferite, la polemica, perché molti tifosi hanno detto allora hanno paura di noi perché pensano di farci giocare lontano da casa, quindi i tifosi dovranno muoversi ed andare a Milano per vedere questa Supercoppa. Qualcuno dice Milano è troppo vicina a Novara. Questo insomma per quanto riguarda le polemiche, che poi lasciano il tempo che trovano. Saremo sempre molto attenti anche al campionato Pro 14 del Benetton Treviso. Vi ricordo che questa sera il Benetton gioca la sua prima amichevole stagionale dopo 2 mesi di allenamento. Croi manda in campo un 15 piuttosto interessante, non ci saranno
15 pensate azzurri, però insomma sarà ugualmente interessante vedere i 2 mesi di lavoro come si sono condensati e che cosa hanno prodotto. Prima amichevole contro le Zebre, ore 20 e 15 a Monigo di Treviso, mentre il ritorno venerdì prossimo al centro di Parma. Andiamo a sentire Angelo Esposito che cosa ci racconta sia per quanto riguarda queste partite e poi anche i suoi obiettivi. Angelo, sono gli allenamenti che precedono la prima amichevole stagionale con le Zebre, come sta andando? Ma sta andando molto bene, abbiamo raggiunto il gruppo da poco e abbiamo trovato già un ottimo livello di preparazione. Sì, diciamo che non ci stiamo preparando per le amichevoli, ma ovviamente ci stiamo preparando per il campionato. E stiamo lavorando davvero molto bene con la palla, tanti fitness game per correre. Adesso stiamo iniziando poco a poco a inserire le nostre strutture, tutti quanti devono portarsi al pari e studiare perché è importante questo per le prime partite di campionato, ovviamente essere pronti. Obiettivi personali e obiettivi di questo Benetton, insomma, di fare bene soprattutto in queste amichevoli e poi con la prima che c'è il Leinster. Per quanto riguarda Esposito? Beh, obiettivi personali, diciamo, lavorare tanto e conquistare il posto qui perché c'è tanta concorrenza, lo sappiamo, l'abbiamo visto gli anni scorsi, hanno fatto molto bene Monti, Rattuva e lo stesso Calus Perandio e adesso da quest'anno si è giunto anche Leo Sarto, quindi diciamo che c'è da sudarsela qui la maglietta. Sì, effettivamente nel tuo ruolo ben coperti, insomma ci sarà una bella lotta. Sì, siamo ben coperti, però sarà diciamo un piacere, ecco, una roba che si può solo aumentare il livello, e tutti quanti questo sicuramente, quindi è una bella sfida. Si era consolidato lo scorso anno il gruppo, quest'anno si è lavorato ancora di più proprio per cementare, visto anche i nuovi e i permiti. Certo, non ci sono chissà che grandi innesti o stravolgimenti, tanti ragazzi permiti nuovi ovviamente perché sono via i ragazzi della nazionale, però subito si sono inseriti alla grande in questo gruppo, non ho partecipato la settimana fatta a Calalzo in montagna, però so che sono rimasti tutti quanti entusiasti, quindi è stato davvero bello sicuramente. Allora, la settimana delle Zebre perché ci sarà andata e ritorno, ma poi arriva lo spauracchio che tutti dicono, ma insomma non vi fa più paura il Leinster. No, nessuno spauracchio, ormai bisogna affrontare tutte le squadre a testa alta, lo abbiamo sempre fatto, però con la consapevolezza in più di aver fatto una grande annata l'anno scorso e doverci ripetere quest'anno e migliorarci sicuramente. Quindi. Uno dice che ripetere quest'anno sarà più difficile, no? Però con molti più stimoli. Ma sarà più difficile, non lo so, però sicuramente noi abbiamo un sacco di stimoli, siamo carichi, veramente vogliamo non solo ripetere l'anno ma ovviamente migliorarci. Abbiamo concluso per quanto riguarda il nostro appuntamento con il mondo dello sport, noi ci risentiamo lunedì, adesso vi racconteremo e vi relazioneremo su quello che è successo nel weekend che si preannuncia molto interessante e ricco. A tutti voi, buon weekend!